paura per una famiglia in balia dei rapinatori nel Vicentino, nonni e nipotino di 11 anni legati e imbavagliati da una banda composta da stranieri, caccia aperta in tutta la provincia. Un'altra mattinata di cala, incubo in A4 con una raffica di incidenti, il più grave a Villesse con una vittima dello scontro tra camion e furgone. A San Giorgio di Nogaro invece tir si ribalta in mezzo alla carreggiata dopo l'esplosione di una gomma. Ha vissuto e si è laureato a Venezia il 49enne che ieri ha ucciso la compagna, ha gettato la figlia da un viadotto e poi si è tolto la vita, una tragedia terribile consumatasi a causa di una depressione. Basta vittime a Venezia stamani negli stati generali della sicurezza sul lavoro, vertice tra il governatore Zaia e i sindacati per un giro di vite sulla piaga degli infortuni. Inchiesta della finanza a Monza, 21 arresti per tangenti, tra i beni sequestrati anche l'hotel veneziano che aveva ospitato la scultura di Lorenzo Quinn, ma dalla struttura replicano, siamo operativi. Governo Lega Movimento 5 Stelle, oggi al Colle Di Maio e Salvini saliranno con il nome del Premier e la lista dei ministri, tra i top nomi veneti c'è il trevigiano pentastellato Fraccaro. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, a Monastiero una lanterna usata nelle trincee trasformatasi nel tempo in uno strumento per rischiarare le notti di una famiglia contadina. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e c'è la cronaca in primo piano, la cronaca di ore di paura vissute da una famiglia a Brogliano nel Vicentino, c'è caccia aperta da parte delle forze dell'ordine a una banda presumibilmente di stranieri, come è stato testimoniato dalle vittime. Le vittime sono 2 nonni e un nipotino di appena 11 anni. Ci racconta tutto in diretta telefonica il nostro Andrea Zambenedetti. Sì, buongiorno a studio e buongiorno a chi da casa ci sta ascoltando. Rapina sabato mattina a Brogliano in provincia di Vicenza, una rapina particolarmente violenta, non tanto per le percosse rivolte ai protagonisti, alle vittime della vicenda, quanto per le modalità. In 5 banditi, probabilmente originari dell'estero, probabilmente degli stranieri, secondo quel che si è capito, dell'est europeo forse, sono entrati in una villa isolata, hanno segregato moglie di 70enne, marito di 78 anni e il loro nipotino di appena, pensate, 11 mesi. Per 5 ore sono stati tenuti chiusi dentro una stanza, solo al termine della lunga mattinata di angoscia e di paura sono stati liberati e hanno avuto la possibilità di mettersi in salvo e di chiedere aiuto. Una rapina, pensate, che è fruttata solo poche decine di euro. I malviventi si sono resi conto che dentro la casa non c'erano soldi, non c'erano contanti, a quel punto hanno desistito e se ne sono andati. Ma i pensionati sono riusciti a liberarsi da soli, non sono neanche stati liberati dai banditi. A quel punto hanno dato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. I carabinieri dalla giornata della mattinata di sabato continuano a dare la caccia a questa banda, ma per ora non ci sarebbero elementi utili a permettere di risalire alla loro identità. Maggiori dettagli come sempre nelle edizioni serali dei nostri notiziari, in linea a questo punto per tornare a studio. Grazie ad Andrea Zambenedetti. Ancora la cronaca, e la cronaca di una situazione sempre più drammatica in A4 sul fronte degli incidenti. 2 gli incidenti gravi, ce ne sono stati anche altri, ma i 2 più gravi sulla rete autostradale della A4. Il più grave è avvenuto verso le 10:15 all'altezza di Villesse in direzione Venezia, dove nello schianto tra un autoarticolato e un furgone il conducente di quest'ultimo è morto. In quel tratto di strada non c'erano né cantieri né code, spiega Autovie in una nota, ma soltanto rallentamenti. Quindi l'autostrada è stata chiusa tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Ovviamente le pesanti ripercussioni sul traffico ci sono ancora adesso. Poche ore prima, intorno alle 6, un altro incidente, stavolta sempre in direzione di Venezia, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, dove un camion, a causa dello scoppio di una gomma, si è ribaltato sbarrando entrambe le carreggiate. Lo vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. 6 in New Jersey del guardrail centrale che sono stati spostati dal mezzo pesante a causa dell'impatto e che hanno invaso la carreggiata opposta in direzione Trieste. 4 di loro devono essere ovviamente sostituiti perché danneggiati. Il tratto San Giorgio-Latisana è stato chiuso al traffico, così come l'entrata di San Giorgio di Nogaro direzione Venezia. Insomma, una situazione ovviamente di caos in direzione Venezia, i cui effetti si stanno facendo sentire
ovviamente anche adesso e ancora una volta problemi di traffico, ovviamente oltre alla tragedia che si è verificata per l'ennesima volta in A4. Non è l'unica tragedia delle ultime ore della strada in Veneto e ai confini con il Veneto. C'è stata una vittima ieri sera a Teolo, nel Padovano. Tradito dalla sua grande passione per la moto, è finita tragicamente a San Biagio di Teolo una gita sui Colli Euganei per un 53enne di Mestrino che durante il tragitto di ritorno a casa ha improvvisamente perso il controllo della sua Aprilia per cause ancora da stabilire e ha finito la corsa nel fossato di un'azienda agricola lungo la strada che collega Cervarese a Teolo, sbattendo contro il sostegno di un ponte di scolo. I medici del SUEM, intervenuti sul posto dopo che alcuni residenti avevano lanciato l'allarme, hanno cercato a lungo di rianimare il motociclista, ma senza successo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. E nella notte maxi tamponamento lungo la strada Battaglia ad Albignasego e il bilancio è di 9 feriti. 5 auto coinvolte e 9 feriti. È il bilancio di un tamponamento avvenuto durante la notte lungo la statale 16 nel territorio di Albignasego. Un incidente spettacolare è avvenuto all'altezza del semaforo del ponte della fabbrica, anche se per fortuna i 9 feriti non sono risultati in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abano Terme, l'incidente sarebbe stato causato da un'auto che procedeva ad alta velocità. Al volante un moldavo di 44 anni che ha tamponato le auto ferme al semaforo. Tutti i 9 feriti sono stati trasportati negli ospedali di Padova e Abano e 8 di loro sono stati dimessi poche ore dopo. Per precauzione invece solo il moldavo è stato trattenuto in ospedale per osservazione. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza, infatti una delle auto era alimentata a GPL e andava evitato il pericolo di scoppio, sono durate circa 3 ore. Ancora la cronaca ha scosso tutta l'Italia, la tragedia consumatasi ieri a Chieti dove il 49enne Fausto Filippone di Pescara ha fatto cadere nel vuoto la figlioletta di 12 anni dal viadotto dell'autostrada Francavilla al mare, appunto in provincia di Chieti, e dopo lunghe ore appeso a decine di metri di altezza, una quarantina di metri, si è lasciato cadere togliendosi la vita e solo qualche ora prima avrebbe ucciso anche la compagna nello stesso modo. Ebbene Fausto Filippone aveva studiato, si è appreso e si era anche laureato a Venezia in economia aziendale. Aveva anche vissuto in terraferma tra Mestre e Marghera nel periodo di frequentazione dei corsi accademici. È notizia che è emersa appunto dopo che la tragedia ha fatto il giro dell'Italia con quelle immagini terribili dell'uomo appeso al viadotto. Pare che ci sia all'origine di questo terribile gesto una depressione o problemi lavorativi, in ogni caso una tragedia terribile, come dicevamo, che non ha lasciato scampo di fatto a tutta la famiglia, sulle quali ci si sta interrogando anche in queste ore. E ci si interroga da settimane, da mesi, diremo anche da anni, ma ha avuto un'accelerazione ovviamente in queste settimane il tema della sicurezza sul lavoro. Il dramma delle acciaierie venete è soltanto la punta dell'iceberg di queste settimane, anche perché non sono mancati nei giorni successivi altri infortuni e purtroppo altre vittime sul lavoro. Ebbene, questa mattina, come era stato annunciato, a Venezia si sta svolgendo, diciamo così, si stanno svolgendo gli stati generali della sicurezza sul lavoro, che sono stati appunto annunciati dal governatore Luca Zaia, un vertice tra lo stesso Zaia e i sindacati per un giro di vite sulla questione lavoro. Allora sta seguendo per noi gli stati generali della sicurezza sul lavoro a Venezia Tommaso Stoppa. Vediamo se Tommaso è in diretta per raccontarci quanto sta accadendo. Sì, buongiorno, eccoci qui. Si sono conclusi proprio da pochissimi istanti quelli che il Presidente della Regione Luca Zaia ha chiamato gli Stati Generali per la sicurezza sul lavoro, un incontro che è durato per tutta la mattina tra i vertici della Regione. Oltre a Zaia c'erano gli assessori al lavoro Elena Donazzan, al sociale Emanuela Lanzarin e alla sanità Luca Coletto e i dirigenti coinvolti, poi c'erano tutti i rappresentanti sindacali, i rappresentanti dei comuni e delle altre categorie che hanno a che vedere con il lavoro. Cosa è emerso da questo tavolo? La decisione presa in comune da tutti questi soggetti di predisporre in tempi brevi un piano strategico per la sicurezza sul lavoro in cui si indichi con precisione tutti gli interventi che verranno fatti nei prossimi mesi per cercare di ridurre questo numero degli infortuni sul lavoro che abbiamo visto che in Veneto è più alto
che in altre regioni. La prima cosa da fare sarà un piano di formazione che fin dalle scuole porti questo tema, perché le leggi, sono concordi tutti nel dire, ci sono e funzionano anche bene, è una delle legislazioni più avanzate d'Europa, quella che riguarda il nostro paese ma anche la nostra regione sulla sicurezza sul lavoro, ma queste leggi non sempre vengono applicate perché manca proprio una cultura. Da un punto di vista più prettamente operativo, la richiesta dei sindacati è quella di assumere almeno 100 nuovi ispettori dell'INAIL per poter potenziare i controlli. Attualmente ce ne sono 140 in Veneto a fronte dei 300 o 400 che hanno altre regioni come la Toscana. Questa è dunque la richiesta che i sindacati fanno alla regione, richiesta su cui il presidente Luca Zaia si è preso un po' di tempo per poter rispondere eventualmente al prossimo incontro, perché sono già fissate nuove riunioni proprio perché tutti i soggetti hanno detto che non vogliono che questo rimanga un incontro pro forma che si fa una volta sola, ma che sia davvero l'inizio di un percorso. Da Venezia sarebbe tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso uno sguardo da Venezia a Roma, è un giorno decisivo, possiamo dire, almeno per quanto riguarda i nomi di questo governo, di questa ipotesi di governo Movimento 5 Stelle e Lega, che saranno presentati nel pomeriggio, portati al Colle dal Presidente Mattarella, da Salvini e Di Maio, che verranno sentiti separatamente dal Capo dello Stato, e si è l'attesa ovviamente non solo per il nome del Premier, anche si parla ormai in modo quasi certo di Giuseppe Conte, di un tecnico, comunque di un professore di diritto amministrativo che era stato scelto già in precedenza dal Movimento 5 Stelle. In ogni caso c'è attesa dal Veneto soprattutto per le questioni dell'autonomia, ovviamente, e anche per capire se ci saranno veneti nella struttura del governo tra ministri e sottosegretari. Intanto si scopre che nel contratto di governo viene citata la marca trevigiana come esempio virtuoso di riciclo ambientale. Sentiamo. Contratto di governo sotto esame dei cittadini. Tra sabato scorso e ieri in tanti si sono avvicendati ai banchetti della Lega per esprimere il proprio giudizio, e tra questi il governatore Luca Zaia, che ha dato il proprio assenso a Motta nel Trevigiano, sottolineando come ci sia attenzione al tema dell'autonomia regionale. Il responso dai gazebo indica nel 94% il livello di consenso per gli obiettivi prefissati. Un contratto che ha anche un riferimento veneto, in particolare trevigiano. Al quarto punto, infatti, sul tema dell'ambiente, della green economy e della gestione dei rifiuti, la marca trevigiana viene citata come esempio virtuoso di economia circolare del riciclo, studiata in tutto il mondo e da estendere a tutta Italia. Un contratto che troverà applicazione una volta varato il nuovo governo, con il primo passo ufficiale oggi pomeriggio e l'indicazione del Presidente del Consiglio. Il nome dai due partiti uscirà solo dopo l'incontro con il Capo dello Stato, e a seguire ci sarà anche la lista di ministri. Tutti i nomi ancora senza ufficialità, quelli che stanno circolando in queste ore, dove ci sarebbe un ministro veneto targato 5 Stelle. È Riccardo Fraccaro di Montebelluna, a cui toccherebbe il Ministero per la Semplificazione, mentre sempre dalla nostra regione si parla di Massimo Bitonci come sottosegretario agli interni con ministro Matteo Salvini. Al momento tutte indiscrezioni per un percorso tutt'altro che tranquillo e un orizzonte governativo che molti giudicano davvero a breve termine. Questo dunque per quanto riguarda il governo, e lo sapremo poi questa sera come andrà. Torniamo alla cronaca. Si è parlato per molte settimane dell'hotel Cassagredo a Venezia, l'hotel che ospitava, diciamo così, le mani di Queen, la scultura che poi è stata tolta e rimossa. Rientra il nome di questo hotel nella cronaca però stavolta, perché c'è stata una indagine, un'inchiesta anticorruzione in Lombardia, la Guardia di Finanza, e tra i beni sequestrati c'è anche l'hotel Cassagredo, anche se dalla struttura dicono noi siamo in realtà operativi. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani da Venezia. Tiziana. Buongiorno da Venezia. C'è anche il prestigioso hotel 5 Stelle Cassagredo tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Monza, che questa mattina ha arrestato 21 persone per associazione per delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. L'hotel rientra nella disponibilità dell'immobiliarista calabrese Giuseppe Malaspina, che l'acquistò anni fa per quasi 34 milioni di euro assieme all'area dell'ex orto botanico, che rilevò nello stesso periodo per circa 30 milioni
milioni di euro dalla società San Giobbe, con la promessa di riportare nell'orto piante secolari. La notizia del sequestro di Cassagredo si è diffusa rapidamente in città, anche se il provvedimento non ha interrotto l'attività della struttura che, come saprete, fino a qualche settimana fa ha ospitato Support, le grandi mani realizzate dall'artista Lorenzo Quinn in occasione della Biennale d'Arte. Assieme a Cassagredo, le Fiamme Gialle di Monza hanno sequestrato lo stabile che ospitava l'Hotel Gritti a Milano. Oltre a Malaspina, in manette sono finiti personaggi molto noti in Lombardia, tra loro anche un ex magistrato che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. Come nasce l'inchiesta? Nasce da un esposto di una lista d'opposizione di un comune della provincia di Monza Brianza che aveva denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di lavori pubblici. Le indagini hanno perciò portato allo smantellamento di un gruppo di società riconducibili al Malaspina, che è residente in Brianza e che ha accusato tra le altre cose di avere emesso fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 95 milioni di euro con distrazioni patrimoniali per un valore di 234 milioni di euro. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Molognani e proprio a supporto anche di quello che hai detto nella tua diretta, Lorenza Lain, direttore dell'albergo veneziano, ha detto l'Hotel Cassagredo ha una gestione indipendente e disgiunta da quella legata ai beni del geometra Giuseppe Malaspina. L'attuale gestione, ha sottolineato, fa capo a me, dice Lorenza Lain, e l'hotel è pienamente operativo con bilancio in attivo. I rapporti con i curatori fallimentari, aggiunge, sono ottimi, vi è una buona collaborazione al fine di mantenere la piena operatività e l'autonomia dell'Hotel Cassagredo. Restiamo a Venezia, immagini che stanno facendo discutere da giorni, quelle immortalate da alcuni lavoratori dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, le immagini di un tecnico che ha rischiato di essere risucchiato dal vortice creato dall'elica di uno dei due motori mentre stava lavorando sull'ala del velivolo della ZEC Airlines. Il tecnico era disteso sull'ala a pochi centimetri, come vedete, dall'elica del motore destro e il pilota all'improvviso ha messo in moto, una situazione ad altissimo rischio che è stata, come dicevamo, ripresa da alcuni lavoratori dell'aeroporto Marco Polo che hanno poi messo in rete il video è stato diventato virale e sono immagini che stanno creando dibattito ovviamente e polemiche sulla questione della sicurezza sul lavoro in pista all'aeroporto Marco Polo di Tessera. E adesso ancora la cronaca, torniamo però nella Marca trevigiana, una violenta rissa in strada tra immigrati in via Feltrina a Treviso. Si sono presi a bastonate per motivi che ancora non sono chiari, probabilmente questioni private, prima gli insulti, le grida, poi le botte, quando tra i contendenti è spuntato un bastone. È accaduto ieri sera, poco prima delle 8, in via Feltrina, nei pressi del bar Hollywood, ad affrontarsi una decina di individui, tutti, stando alle testimonianze, di origini africane. E uno di loro, un uomo sulla trentina, ha iniziato a colpire tutti quelli che gli si paravano di fronte. A quell'ora c'era ancora luce, molti passanti, spaventati, hanno chiamato i numeri d'emergenza di polizia e carabinieri che hanno cercato di ricostruire l'accaduto grazie alle testimonianze dei presenti, perché i soggetti coinvolti all'arrivo delle auto di servizio si sono dileguati temendo di essere denunciati per rissa. Non è stato necessario tuttavia l'invio di ambulanze sul posto perché non si sono registrati feriti. Ancora dalla Marca, truffa da oltre 1 milione di euro messa a segno a Castello di Godego da 3 persone che proponevano l'acquisto di prestigiose auto a prezzi scontatissimi. Pensavano di aver fatto un vero affare acquistando auto di lusso e di grossa cilindrata ad un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato. In realtà era una truffa messa a segno tra l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio da 3 persone, un siciliano, un nomade ed un ucraino residenti nel Vicentino. Per rendere più credibile l'affare, i 3 avevano anche aperto una concessionaria a Castello di Godego dove avevano esposto alcune vetture di lusso. I clienti venivano adescati sui più noti siti di compravendita di auto. Le vetture potevano poi essere visionate nella concessionaria Tarocca. Per accapararsi l'affare in attesa delle pratiche di sdoganamento, le auto, infatti, dicevano i truffatori, arrivavano direttamente dalla Germania, bisognava versare una caparra e poi, prima dell'immatricolazione, effettuare il saldo. Ma al momento della consegna non c'era traccia né del veicolo né tantomeno dei soldi versati. In parecchi ci sono cascati, tant'è che l'ammontare della truffa supera il 1.140.000 euro. I 3 sono stati denunciati per truffa. Adesso una breve pausa pubblicitaria.
Rieccoci in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a compiere il nostro consueto giro nella memoria della Grande Guerra, gli oggetti legati alla Grande Guerra. La tappa del nostro viaggio di oggi di Lucio Zanato ci porta a Monastier per scoprire una singolare lanterna, una lanterna che veniva utilizzata ovviamente nelle trincee per rischiarare la notte durante anche le battaglie dopo Caporetto, ma che poi si è trasformata in un oggetto per riscalare gli archi di un sottoportico in una famiglia contadina. Veniva chiusa, praticamente veniva aperta, è presa per qui, veniva aperta. È la seconda lanterna che raccontiamo in questo itinerario tra gli oggetti della Grande Guerra diventati di casa, perché più che l'utilizzo bellico di questo oggetto affascina il suo riciclo, che l'ha portata integra a noi, meglio al signor Angelo Brisotto di San Pietro Novello. Ma andiamo con ordine, spiegando per cosa era stata inventata. Questa funzionava soprattutto il cambio di guardia in trincea. Veniva inserito questa nella parte retro sui fucili, la canna del fucile. Il capoposto era davanti, normalmente era un caporale maggiore, dietro in fila indiana c'erano tutti i soldati che davano il cambio. Questa è una lanterna che faceva poco chiaro, apposta per non farsi notare dal nemico. E soprattutto era pieghevole, era diciamo così, a succhietto, diciamo. Facile immaginare il cambio delle vedette accompagnato dalla luce fioca per non farsi individuare dai cecchini austriaci. Particolare la progettazione che permetteva di occupare poco spazio quando non serviva. Certo, la struttura solo in parte metallica rispetto all'ottone tedesco fa capire perché il nostro esercito sia stato chiamato anche di legno, ma quello che colpisce è il dopoguerra e il suo riutilizzo. Questa è a 100 anni, insomma, non so che trasparenza di tela che avesse. E questa qua dove siete a Forza? Questa qua la trovavo al mercatino. Era tra le bancarelle descritta come lanterna contadina, recuperata tra gli archi dove un tempo si ammassava il fieno. Così per decenni e nel corso di un'altra guerra ha illuminato il lavoro dei campi e negli ultimi anni le chiacchiere tra amici nei salotti d'estate. Poi pare i giovani eredi hanno rammodernato tutto e la vecchia lanterna ha rischiato il viaggio in discarica, se non fosse arrivato quello che un tempo era il Robivecchi, che l'ha nuovamente riciclata. E in fondo sta tutta qui la morale di questo oggetto di morte che ha illuminato la vita. Io ringrazio sempre gli anziani che arrivai prima di me, insomma, gli ha messo via qualcosa, perché se tutti facciamo buttiamo via tutto, cioè adesso qua non è necessario a raccontare la storia. Allora, come sempre, continuate a segnalarci i vostri oggetti, un luogo, un oggetto, una storia, per poter continuare a raccontare questa memoria. Lo potete fare, come sempre, con un sms o un WhatsApp al 340 321 8728 oppure mandando una mail a treviso@antena3.it. Siamo in chiusura, però vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13 fra pochissimo, e parleremo del raduno nazionale dei Fanti che si tiene dal 23 al 27 maggio, quindi fra pochi giorni a Vittorio Veneto, e lo facciamo con Pietro Prete, presidente della Federazione Provinciale Trevigiana del Fante, Gianni Stucchi, il presidente nazionale dell'Associazione del Fante, e il colonnello Lorenzo Cadeddu, presidente del Centro Studi Piero Pieri di Vittorio Veneto. Quindi spazio alla memoria e anche a questo grande evento che ci sarà a Vittorio Veneto fra qualche giorno. E poi questa sera 20:10, primo appuntamento dopo il TG, e si parla di elezioni amministrative di Treviso. Gli ospiti in studio di Ferdinando Varino ci sarà il sindaco di Treviso, nonché candidato sindaco per il centro-sinistra, Giovanni Manildo. 21:15, poi è il giorno di Ring, quindi torna il talk show della politica del lunedì, che mette la politica alle corde. Ci sarà molto da discutere, ovviamente, perché sapremo chi è il nome del premier indicato da Di Maio e Salvini, sapremo chi sono i ministri, insomma un ampio dibattito sulla questione della politica, con riferimento ovviamente ai riflessi nel mondo del Veneto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antena 3. Inizio di settimana all'insegna di un peggioramento del tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 21 maggio.
Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto al mattino. Dal pomeriggio prime piogge sul Vicentino e sul Veronese e dentro sera un po' su tutta la nostra regione, con temporali anche di moderata intensità. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e soleggiato al mattino, poi nel corso del pomeriggio più nubi un po' ovunque e dentro sera-notte piogge e locali temporali possibili un po' su tutti i settori, generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime in aumento comprese tra 24 e 27 gradi circa. Situazione simile sul Trentino Alto Adige, dove ci sarà il sole nella prima parte della giornata, aumenteranno le nubi invece col passare delle ore e dentro la serata arriveranno i primi acquazzoni possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime si attesteranno sui 15 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.